Immaginate un centrocampo del Napoli superpotenziato con la grinta romana di Davide Frattesi, che corre accanto a Lobotka e Kvaratskhelia, sotto la guida di Antonio Conte. E se vi dicessi che il giocatore sogna già la maglia azzurra? Bomba di mercato. Il Napoli è a un passo dal soffiare questo gioiello all'Inter. State attenti, perché questa mossa potrebbe cambiare tutto nella corsa allo scudetto. Partenopei. Il Napoli di Antonio Conte arriva a dicembre volando alto in Serie A 2025/26, primi da soli con 3 punti di vantaggio, una partita in meno, vittoria 2-0 contro la Cremonese grazie a un Osimhen ispirato e alla solidità di Di Lorenzo in difesa. Ma il centrocampo è in guerra. Infortuni gravissimi. Kevin De Bruyne out fino a febbraio per un problema al bicipite femorale. Anguissa lontano per mesi e ora anche Billy Gilmour, che rischia di stare fuori fino al 2026 per pubalgia. Senza di loro il reparto creativo soffre. Solo 2 gol in una partita e la pressione della Champions League, dove presto affronteremo il City di Guardiola, richiede rinforzi urgenti. Ed ecco che entra in scena Davide Frattesi, il romano classe 99 di 26 anni dell'Inter, che con Kivu gioca pochissimo. Solo 28 presenze nell'ultima Serie A, con 5 gol e un assist. Sottoutilizzato, vuole più minuti e il Napoli è la destinazione perfetta. Andiamo dietro le quinte di questa telenovela di mercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna, braccio destro di Aurelio De Laurentiis, ha già avviato colloqui riservati con l'Inter di Giuseppe Marotta per sondare i margini prima di gennaio. La cifra. L'Inter chiede circa 40 milioni di euro, ma il Napoli lo vede come l'incastro ideale a 35 milioni, secondo le indiscrezioni più calde. Frattesi non è solo un centrocampista box to box. Nella scorsa stagione ha chiuso con l'87% di precisione passaggi in Champions, ha segnato gol decisivi contro Bayern e Barcellona e vanta 8 gol in 31 presenze con l'Italia, un bomber nato. Curiosità che farà impazzire i tifosi, è cognato del rapper napoletano Geolier, che ha già dedicato brani al Napoli. Immaginate l'Ipe a Napoli. Reazioni. Il giornalista Walter De Maggio, voce di Kiss Kiss Napoli, oggi a Radio Gol ha sparato. Il Napoli vuole Frattesi e lui verrebbe di corsa, soprattutto per lavorare con Conte, un allenatore che trasforma i buoni in fenomeni. Conte, il salentino che conosce il calcio italiano come le sue tasche, lo vede come il motore che mancava. Ho bisogno di grinta e continuità, ha detto il mister dopo l'ultima partita. All'Inter Frattesi è in panchina. Solo 174 minuti in Champions 25/26, 0 gol. Da noi lotterebbe con Politano per un posto nella rotazione, ma con infortuni come quello di De Bruyne, che aveva già segnato 3 gol prima di fermarsi, diventerebbe titolare subito. Nel quadro generale, in Serie A il Napoli comanda, ma l'Inter di Kivu è lì a 3 punti. In Champions siamo nel gruppo B, ancora imbattuti, ma Coppa Italia e Supercoppa richiedono profondità. Senza un centrocampo forte perdiamo punti stupidi, ricordate lo 0-0 con Lecce. Frattesi risolverebbe tutto, velocità massima di 31 km/h e in media 2 tackle a partita darebbero equilibrio, proteggendo Ramani e Meret, che torna a gennaio dalla frattura al piede. Tatticamente, Frattesi è il sogno di Conte, un 8 versatile che avanza come un secondo attaccante. Pensate all'impatto di Kvaratskhelia sulle fasce, ma al centro. Nel 3-5-2 azzurro formerebbe un trio letale con Lobotka, in recupero dalla coscia, e un Anguissa ristabilito, portando il possesso palla dall'attuale 55% al 62% come ai tempi di Spalletti. Impatto immediato. Più gol in contropiede. Oggi il Napoli ne ha solo 2 in una partita. Frattesi ne aggiungerebbe dai 5 ai 7 in Serie A, basandosi sulle sue statistiche. Proiezioni. Se chiudiamo la Serie a gennaio, lottiamo per il bis scudetto. L'Inter senza di lui si indebolirebbe contro la Juventus, che pure lo aveva sondato. Paragoni con i rivali. All'Inter è l'ombra di Barella, 9 gol a stagione. Al Milan di Fonseca sarebbe come Reinders ma con più cattiveria. Contro il Bayern di Company o il City di Guardiola, la sua esperienza europea, gol in semifinale UCL, ci darebbe un vantaggio. Roma e Juventus rosicherebbero. Sviluppi. Se De Laurentiis spinge,
Frattesi arriva e Osimhen esplode con più palloni. Attenzione però, Marotta non vuole vendere ai rivali. Conte approva al 100%. Potrebbe essere il turning point per la Champions. In sintesi, Frattesi al Napoli non è solo un rinforzo, è il colpo da maestro per dominare Italia ed Europa. Con Conte al timone, il cielo è il limite. E allora, tifoso azzurro, Frattesi diventa idolo o flop? Commentate qui sotto, sì o no. Mettete mi piace se lo volete in azzurro, condividete con tutto il Vesuvio e iscrivetevi al canale per altre bombe su Napoli. Forza Napoli sempre! Alla prossima!